Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importante appuntamento per il settore delle costruzioni organizzato da Confartigianato Imprese, ANAEPA Confartigianato Edilizia e Confartigianato Imprese del Veneto. Il nostro è un importante comparto economico che in questi ultimi anni ha contribuito al rilancio economico della nostra regione e del nostro Paese. E oggi ci troviamo qui per affrontare temi di sicuro interesse anche per le nostre imprese e per tutto il settore casa. La presenza in sala di tanti colleghi edili e impiantisti, nonché di ingegneri e geometri che con noi operano e vivono quotidianamente il cantiere, dimostra l'ampio interesse suscitato da questo evento. L'attualità e importanza degli argomenti che saranno trattati oggi è ulteriormente dimostrata dalle manifestazioni di interesse e disponibilità di collaborazione che abbiamo già iniziato a raccogliere. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, per esempio, ha dichiarato alla stampa di valutare positivamente questa nostra iniziativa di mappatura degli edifici pubblici inutilizzati presenti nella nostra regione, precisando che questa ricerca costituisce un vero e proprio strumento di lavoro da cui partire. L'Associazione dei Comuni del Veneto è pronta quindi a sedersi attorno ad un tavolo per un dialogo e per instaurare con le nostre imprese delle collaborazioni per progetti e soluzioni condivise di recupero degli immobili inutilizzati. Apprezziamo molto queste dichiarazioni in quanto siamo convinti che il confronto, la partecipazione e la collaborazione tra imprese ed enti locali non devono mai mancare. Sono il motore dello sviluppo economico e sociale di un territorio. Questo periodo di crescita che sta vivendo il nostro settore, seppur tra molteplici difficoltà, quanto durerà ancora? Come cambieranno le nostre imprese nel prossimo futuro? Potenzieranno le loro strutture? Andranno verso una sempre maggiore qualificazione oppure continuerà ad esserci una frammentazione dei cicli produttivi? L'incontro di oggi vuole essere dunque l'occasione per raccogliere idee e proposte, anche grazie al contributo di professionisti, per dare delle risposte a queste domande. Sicuramente ci saranno degli spunti che potranno essere utili per successivi approfondimenti, sui quali associazioni di categoria e mondo politico istituzionale dovranno confrontarsi per individuare proposte e soluzioni necessarie al sostegno del settore, anche quando verranno meno gli effetti del Superbonus 110 e la spinta propulsiva del piano di ripresa e resilienza. Chiudo sottolineando che a breve finiranno le agevolazioni del Superbonus per le villette, lasciando queste opportunità ai condomini solo per il prossimo 2023. E dopo? Di sicuro non possiamo staccare la spina di punto in bianco. Avremo bisogno quindi di una proroga dei Superbonus per le unifamiliari e anche non solo, magari con una rimodulazione delle percentuali, con una maggiore attenzione alla sostenibilità di questi interventi di efficientamento, con una normativa certa e stabile. L'istituto delle cessioni e dei crediti andrà salvaguardato con ulteriori limature in termini di chiarezza interpretativa della norma, ove si parla appunto di ruoli e responsabilità. Servirà un sostegno alle imprese per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici o quantomeno dei costi degli stessi. Il costo delle materie prime dovrà rientrare quanto più possibile e con stabilità nel tempo. Vanno bloccate tutte quelle manovre speculative che in quest'ultimo anno sono state motivo di grande preoccupazione e incertezza sia per le imprese che per la committenza. Ringraziandovi per l'attenzione, auguro a tutti un buon convegno. Grazie.